La nuova filiale di Treviso rappresenta proprio la concretezza del nostro modello di fare banca di credito cooperativo. È evidente che qui ancora una volta la presenza proprio di questa filiale ci dà modo di dare senso alla relazione, quell'elemento fondamentale che noi crediamo sia basilare per poter interpretare quello che è il nostro veramente modo di approcciare. Qui a Treviso abbiamo in più anche un elemento un po' più importante, che è la prossimità dei punti decisionali. Questo ci aiuta ancora a poter dare delle risposte più celeri, più veloci, e ricordiamoci alla fine che forse è la parte più importante, l'unico stakeholder è il territorio. Noi qui creiamo la ricchezza, qui la restituiamo in un volano che è importante proprio nell'interesse della comunità più che dell'azienda stessa. Come hai detto bene, abbiamo messo in campo uomini e donne che presso Banca Prealpi San Biagio potranno essere a disposizione del nostro territorio. Il nostro territorio va dalle montagne al mare, ma il territorio della Marca Trevigiana è molto ricco. Questo non vuol dire che bisogna assisterlo, fare educazione finanziaria, mettere a disposizione risorse sia nel campo delle aziende che delle piccole attività che dei privati. Quindi la banca ormai si rivolge, vista questa apertura anche di oggi, verso una comunità anche evoluta e non solo il privato. Ovvio che la nostra caratteristica è quella di stare accanto alle famiglie e soprattutto di riuscire ad avere delle relazioni. Questo edificio ci permette di essere coerenti col nostro messaggio: relazioni. Vi vogliamo in filiale, vi vogliamo vicino alla banca, a fronte di altre realtà che pensano che sia solo e esclusivamente la tecnologia il risultato. Noi abbiamo un po' di tecnologia e anche molta disponibilità del nostro tempo. Sì, è ovvio che c'è molta gente che oggi sono cambiati i tempi dal 1° gennaio di quest'anno, i tassi sono cambiati, hanno bisogno di remunerare i propri patrimoni e quindi ecco che la parte finanza è determinante soprattutto per custodire delle ricchezze che si sono generate nel tempo. Bisogna pensare che come possiamo aiutare le persone che hanno meno o che hanno delle difficoltà, dobbiamo anche stare vicino a coloro che sempre di più diffidano di strumenti o di atteggiamenti troppo lucrosi. In questo momento noi siamo molto più attenti alla parte, diciamo, di consulenza, ed ecco che il Financial Lab e il metodo nostro è quello di identificare le caratteristiche della persona e dare un giusto contributo per la realizzazione del proprio portafoglio. Sì, un nuovo presidio di socialità attraverso una filiale di Banca Prealpi, che apre nel cuore della città, una città viva, una città attrattiva, una città che continua a crescere sotto tutti i punti di vista e sotto tutti gli indicatori, e devo dire che la fortuna di avere degli istituti di credito come Banca Prealpi, che non guardano soltanto ai profitti ma guardano anche alla restituzione nei confronti di una comunità sotto forma di sostegno allo sport, alla cultura, al sociale, è una grande fortuna. In più apre questa nuova filiale che appunto dà lustro a questa nuova piazza e a questo quadrante di città. Per noi devo dire che è solo motivo di grande orgoglio e di grande ringraziamento nei confronti dei vertici della Banca Prealpi. L'azienda la fa chi ci lavora all'interno, quindi il nostro modo di essere, il nostro modo di porsi, il nostro modo di accogliere le persone e di pensare in primis a quello che è la loro necessità e non la nostra. Questo è molto importante.